Una vera bomba è appena esplosa nei retroscena del Napoli, e la storia sembra davvero la trama di un film. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, portandovi sempre le notizie più fresche e di maggiore impatto sul nostro club. Prima di addentrarci in questo caso pieno di colpi di scena, lascia subito un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Questa volta il protagonista è Matija Popović, il giovane talento serbo che ha lasciato ufficialmente il Napoli per firmare con il CSKA Mosca fino al 2030. Il club azzurro ha mantenuto il 10% su una futura rivendita. Ma ciò che colpisce di più è l'incredibile percorso del giocatore, raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale ufficiale. Secondo l'esperto, la storia di Popović è semplicemente pazzesca, segnata da trattative saltate, svolte improvvise e grandi club che si sono contesi la sua firma. Ricorderete, era a un passo dall'accordo con il Milan, ma tutto è saltato. La Juventus è entrata in corsa, anche il Monza è stato coinvolto, e alla fine è stato il Napoli a riuscire a strappargli la firma. Ma non finisce qui, in passato persino il Manchester City e il Bayern Monaco lo avevano seguito da vicino. Il City arrivò a mandare dirigenti a Belgrado durante una partita di Champions League per osservarlo da vicino. Eppure, finché l'accordo con il Milan sembrava certo, non ci furono sviluppi. Risultato, Popović arrivò in Italia, parlò con diversi club, ma finì per firmare con il Napoli. Ora, sorprendentemente, il suo futuro sarà in Russia. E adesso voglio sapere da te, tifoso azzurro, cosa ne pensi di questa operazione? È stato un errore lasciare partire Popović o il club ha fatto bene a pensare al futuro? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, non dimenticare di usare il Super Thanks.